Allevatori, produttori e cittadini in piazza per difendere il Made in Italy. L'appuntamento è per mercoledì 8 luglio alle 9:30 in piazza Montecitorio a Roma. A suonare la carica per salvare il formaggio italiano sono gli allevatori veneti, pronti a protestare contro uno spettro che si aggira per l'Europa, il formaggio senza latte. La Commissione europea ha inviato all'Italia una diffida per imporre la fine del divieto di utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito nella produzione del formaggio e dello yogurt. Desiderio degli industriali, fondamentalmente dell'Assolatte, di voler cancellare una legge di 40 anni fa che tutela il latte italiano attraverso l'obbligo di produrre formaggi solo con latte crudo, e questo tentativo di introdurre latte in polvere per fare i formaggi è un ulteriore attentato alle produzioni italiane. Grana Padano, Asiago, Montasio, Piave, Monteverone e Casatella Trevigiana sono queste le DOP regionali a rischio. Produciamo un latte di qualità, trasformiamo e vendiamo sui nostri spazi un formaggio di qualità, e sicuramente verrà svalutato il nostro prodotto. Il superamento di questa norma provocherebbe l'abbassamento della qualità dei prodotti, l'omologazione dei sapori e un maggior rischio di frodi per il consumatore. Solo il latte fresco, con le sue proprietà organolettiche e nutrizionali, assicura ai formaggi, yogurt e latticini made in Italy un tratto distintivo unico.